Appuntamenti in agenda per mercoledì 16 novembre. È aperto al pubblico il Museo Diocesano di Chiavari. Le sale si possono visitare dalle 10 alle 12 nei locali di piazza Nostra Signora dell'Orto. Proseguono i corsi di cultura di Chiavari alle 16:15 nella sala livellara di Via del Pino. Gianluca Lizza terrà una lezione di arte ligure del Novecento su Rubaldo Merello, il Van Gogh di Portofino. Nell'ambito del 18° corso di cultura genovese, alle 16:30 nell'auditorium di Largo Pessagno a Chiavari, Barbara Bernabò terrà una conferenza su una famiglia chiavarese del Seicento, i Costaguta, al centro lo stemma della famiglia in un documento d'epoca. Alle 17 nella Sala Rossa del Comune di Savona si tiene la conferenza Domenico Parodi tra Genova e Savona, gli effimeri dal porto di Genova alla Madonna della Misericordia, iniziativa promossa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in collaborazione con l'Associazione Palazzo Lomellino e il patrocinio del Comune Savonese. La conferenza si collega alla mostra Domenico Parodi. Il libro La parola ai poveri, storia di un'amicizia cristiana di Roberto Zuccolini sarà presentato alle 17:30 dall'autore nella Sala Quadrivium di Genova. Con lui interverranno Vittorio Coletti, Don Matteo Zoppi e Graziella Bonansea.